Mercoledì 6 dicembre, buongiorno da Angelo Gagliano e da Emanuela Corsi, buongiorno. Benvenuti a Buongiorno Sicilia. E allora cominciamo dicendo quello che sarà il nostro appuntamento di oggi, quali saranno i temi, soprattutto due, quelli su cui ci focalizzeremo. Parleremo della crisi del commercio in Sicilia e poi parleremo ancora una volta di caro voli, ospiti da Palermo e anche in studio a Catania. Adesso però cominciamo con quella che è la cronaca più immediata e parliamo subito di un altro gesto contro le donne. Una donna è stata sfregiata nell'Agrigentino dal marito con dell'acido sul volto. È rimasto ferito anche l'uomo, che adesso è ricoverato in ospedale. Entrambi in realtà sono ricoverati in ospedale. Sentiamo e vediamo questo servizio. Una donna di 50 anni di Palma di Montechiaro è stata ricoverata all'ospedale di Agrigento San Giovanni di Dio per delle ustioni riportate sul volto e sulle spalle dopo essere stata aggredita dall'ex compagno. L'incidente è avvenuto in via Fiume d'Italia a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, dove sono accorse diverse pattuglie della Polizia di Stato e i Carabinieri. La cinquantenne è stata raggiunta in varie parti del corpo dall'acido lanciato dal marito. Anche lui è rimasto ustionato alle mani. I due si erano separati da un po' di tempo e la donna, avviando l'iter del codice rosso, era stata trasferita ed alloggiata in una comunità protetta. La cinquantenne è andata nella sua ex abitazione in via Fiume d'Italia per prendere dei vestiti ed il marito, nascosto dietro la porta, ha attaccato la coniuge quando ha varcato l'uscio gettandole l'acido. La donna si è difesa ed è nata una colluttazione durante la quale l'acido si è riversato sulle mani dell'uomo. Un noto pregiudicato, Gioacchino Morgana, che è adesso ricoverato al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania, piantonato dai poliziotti. Su quanto accaduto a Palma di Montechiaro è intervenuto il sindaco Stefano Castellino, che ha dichiarato: la donna ha subito una violenza inaudita e la sua sofferenza ci tocca profondamente. È inaccettabile e ci riempie di sgomento e rabbia. La violenza domestica va combattuta con fermezza. E c'è una donna che ha avuto un ruolo fondamentale nello scambio dei pizzini riservati di Matteo Messina Denaro. Martina Gentile è stata arrestata per favoreggiamento della sua latitanza, custodiva i segreti del boss. Matteo Messina Denaro, il boss delle stragi, latitante per 30 anni, aveva un forte legame con la giovane Martina Gentile, la figlia della sua amante, Laura Bonafede, insospettabile maestra elementare. «È come se fosse mia figlia», scriveva in un pizzino alla sorella. «Se vedessi il suo comportamento ti sembrerei io al femminile. Sentimento ricambiato dalla Gentile. Ti adoro. Sei l'unica persona con cui parlo più liberamente e con cui sono più me stessa». Così la 31enne è arrestata per favoreggiamento della sua latitanza, fermata a Pantelleria, dove si trovava per delle supplenze a scuola. Queste le immagini dei carabinieri del ROS che hanno perquisita l'abitazione della donna. Per la procura, Martina Gentile ha avuto un ruolo nella sequenza dello scambio di posta di Messina Denaro, quel riservato, sofisticato ed efficacissimo sistema di raccolta e smistamento dei pizzini che il latitante ha sfruttato per comunicare anche con Laura Bonafede, una dei perni nella gestione della sua lunga clandestinità. Le due donne, secondo gli inquirenti, a fare anche da tramite per mantenere il suo ruolo di vertice della mafia trapanese. Delle indagini dei ROS si è scoperto che lo scambio di pezzini di Messina Denaro tra Martina Gentile e Lorena Lancieri, una delle donne del boss, finita in manette nei mesi scorsi, sarebbe venuto proprio nello studio di architettura dell'ex assessore all'urbanistica di Campobello di Mazzara, Stefano Tramonte, in cui le donne lavoravano. L'architetto, che si è dimesso nei mesi scorsi, è indagato. Non c'è solo questo, perché gli atti dell'inchiesta ci sono anche una serie di immagini scattate dalla polizia mesi prima della cattura del boss. Nei frame di un video del 17 dicembre del 2022, ora rianalizzati dai carabinieri, si vede l'auto del boss passare alle 10:59 davanti alla casa della Gentile della madre Laura Bonafede e rallentare davanti al portone. Scene immortalate che però non insospettirono gli investigatori, che tenevano sotto sorveglianza le donne. La Sicilia ha fatto crack da Casa Professa in marcia fino all'Ars per chiedere l'approvazione di un disegno di legge che possa permettere di fronteggiare l'emergenza crack, soprattutto a Palermo.
Vogliamo la legge ora, la legge per combattere il crack. Un corteo che si è snodato per le vie del centro di Palermo ed è arrivato fino alla sede dell'ARS. Una manifestazione per far approvare il DDL dalla dipendenza all'interdipendenza. Una legge che possa permettere di fronteggiare quello che è un fenomeno dilagante, come nel quartiere Ballarò a Palermo. Presenti anche alcuni politici che stanno ormai battagliando da mesi per l'approvazione della legge. Questo disegno di legge firmato da tutti i gruppi politici, indistintamente, deve avere una maggiore input, perché è vero che è stato presentato 6 mesi fa, è vero che il governatore Schifani ci ha rassicurato sulla velocità, però bisogna fare presto perché siamo in ritardo. È una legge appunto che deve sostenere, oltre che recuperare i figli, recuperare anche le famiglie stesse che vengono distrutte da questo male che è difficilissimo da curare. Per cui abbiamo bisogno urgentemente di queste strutture sanitarie, sociali e di fare prevenzione seria nelle scuole e nelle università. Un corteo composto da tantissime persone che ha raggiunto l'ARS intorno alle 17:30, tantissimi residenti non soltanto del quartiere Ballarò ma anche persone come il padre di Giulio che ha appunto perso il figlio proprio a causa del crack. C'è una grande partecipazione soprattutto di giovani e questo è importante perché vuol dire che stanno affrontando con grande coscienza questo fenomeno. Restiamo a Palermo per l'apertura dell'anno accademico con l'intervento della Presidente del Parlamento europeo. Tanti temi trattati, dalla guerra all'immigrazione, dalle potenzialità del Sud Italia alla corruzione, ricordando il sacrificio dei giudici Falcone e Borsellino. Sono i miei eroi, sono gli eroi dell'Italia, sono gli eroi dell'Europa. Il pensiero rivolto a Falcone e Borsellino, giudici eroi che portano alto il nome della Sicilia in tutto il mondo. Ma la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenuta a Palermo all'inaugurazione dell'anno accademico nell'aula magna del Dipartimento di Ingegneria, ha aperto la cerimonia con un pensiero rivolto a Giulia, invitando tutti a ricordarla con un minuto di rumore, con un applauso che deve arrivare a Padova, ha detto. Ha parlato anche degli immigrati e dei loro viaggi della speranza, del popolo ucraino, ribadendo la vicinanza dell'Europa, e sulla crisi in Medio Oriente ha detto di portare solidarietà alle vittime con un netto rifiuto al terrorismo. I nostri cuori devono essere abbastanza grandi da prendersi cura di tutte le vittime innocenti e le nostre menti abbastanza razionali di trovare una soluzione di pace a lungo termine. L'Europa guarda al futuro e la Sicilia si trova in una posizione strategica, è la porta del Mediterraneo. Il Sud Italia è ricco di potenzialità inutilizzate che attendono di essere sbloccate. È il momento di invertire la rotta, ma questo non sarà possibile senza accesso ai finanziamenti e un sistema di infrastrutture moderne. Un quadro dell'Ateneo caratterizzato da un aumento di iscritti e da nuove iniziative è stato delineato dal rettore Massimo Midiri alla presenza dei colleghi di tutti gli atenei siciliani. L'Università di Palermo, crocevia di culture diverse, punta a una prospettiva europea e mediterranea, ha detto. Allora, solitamente a quest'ora noi ci dedichiamo alla rassegna stampa regionale. Fra poco arriviamo da te, Emanuela. Sei pronta come sempre con i tuoi giornali, con le prime pagine. Stamattina anticipiamo uno dei nostri collegamenti. Andiamo a Palermo, dove intanto vedo già in collegamento Patrizia Di Dio. Buongiorno, benvenuta, la Presidente di Confcommercio Palermo. Buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Stamattina parliamo di quella che è la crisi di un settore, di un comparto che è in grande sofferenza. Nell'anno in corso i dati non sono definitivi, ma sono 1000 o poco più le aziende, insomma, che la nostra regione ha perso per la crisi dovuta proprio a diversi fattori. Vediamo di recuperare il collegamento con la dottoressa Patrizia Di Dio, con il
presidente di Confcommercio Palermo. Sento un audio, però vediamo se c'è anche il video. Dicevo proprio, sono tantissime, 1 migliaio grosso modo, i dati non sono definitivi, ma a che cosa è dovuta questa moria di aziende, questa crisi, questo profondo, diciamo, colpo a quella che è un settore, un comparto fondamentale per l'economia della regione? Ma guardi, colpo su colpo stiamo cercando di resistere, ma la verità è che da più di 3 anni a questa parte, prima la pandemia, poi la crisi energetica, il caro bollette, l'inflazione, 2 guerre, 2 conflitti che sicuramente non sono l'ideale per predisporre a uno shopping, insomma, leggero, ma abbiamo appunto un senso anche di sfiducia diffuso. A tutto questo si aggiunge un problema climatico, quindi ormai le stagioni invertite. Abbiamo avuto un inverno prolungato in primavera-estate, insolito anche per noi in Sicilia, e così come un caldo ancora più anomalo rispetto agli altri anni, che è durato fino a qualche giorno fa. Quindi i nostri magazzini, i magazzini del comparto della moda sono pieni, così come i consumatori hanno le tasche vuote. Scusate se faccio questo parallelismo, perché la verità è che la crisi che ci colpisce è anche la stessa che sta colpendo le famiglie, che devono fare i conti media, come da nostro studio, di 1.700 euro in meno rispetto alla media degli anni precedenti. Quindi hanno ormai 1.700 euro in meno, perché è un potere d'acquisto eroso sia dall'inflazione sia dall'aumento dei prezzi e soprattutto dal caro bollette. Ma ci sono degli strumenti normativi di sostegno finanziario che avete individuato e magari avete indicato alle istituzioni, alla regione in questo caso, o comunque alle istituzioni più vicine? Guardi, io in qualità di vicepresidente nazionale di Federmoda ho chiesto e proposto di farci carico di una misura che chiaramente è di livello nazionale, una misura che anziché intervenire sulle nostre aziende, quindi fare degli interventi a pioggia che molto spesso sono così parcellizzati che insomma servono molto poco alle aziende, e per incentivare i consumi, per guardare proprio al consumatore, che è colui che ha la difficoltà in questo momento, oltre a noi, di consentire la detrazione dei consumi verso l'abbigliamento ai consumatori. Questo significherebbe tra l'altro avere già le nostre casse digitalizzate in questo senso, perché se vi ricordate la famosa iniziativa della lotteria degli scontrini, noi abbiamo le casse digitalizzate, quindi potremmo già utilizzare le nostre casse un po' come fanno le farmacie, quindi ritrovarci a consegnare uno scontrino, e se quello potesse essere scaricato, ritrovarsi con un incentivo magari nella propria dichiarazione redditi del 25-30%. La seconda ipotesi, e questa riguarda la regione, abbiamo chiesto già un intervento già da un po' di settimane in questo senso, è quello di intervenire cioè a sostenere finanziariamente quello che in questo momento è l'esborso della categoria, perché noi, avendo ancora le scorte di magazzino quasi intatte, ma stiamo affrontando i pagamenti ai nostri fornitori, evidentemente tutto questo, che fa il paio anche con un aumento notevole degli interessi, e allora anche questo potrebbe essere invece un aiuto con interessi. Ripristineremo prima possibile il collegamento con Palermo, un po' sofferto dobbiamo dire questa mattina. Speriamo di poter avere più presto Patrizia Di Dio, che è la presidente di Confcommercio Palermo. Stiamo parlando di quella che è la crisi di un settore, quello soprattutto dell'abbigliamento, del commercio, ma l'abbigliamento, per quello che abbiamo sentito nelle parole della dottoressa Di Dio, che va in sofferenza. Sono tante le cause, tante le motivazioni, e stavamo affrontando per l'appunto le possibili soluzioni. Torniamo di nuovo a sentire la presidente di Confcommercio Palermo. Stava parlando della seconda soluzione che aveva ipotizzato. La seconda richiesta
sarebbe quella di intervenire nelle nostre scoperture con finanziamenti a tasso zero, magari attraverso l'IRFIS, che potrebbe lenire quantomeno i costi degli interessi, che sono diventati molto più importanti rispetto agli anni precedenti a causa appunto del restringimento che ha fatto la BCE sui tassi di interessi, quindi innalzando i costi dei tassi di interessi, e di conseguenza anche gli istituti bancari si sono fortemente adeguati, forse anche un po' eccessivamente. Quindi queste sono le due misure immediate che stiamo chiedendo, e poi invece ci aspettiamo tra qualche settimana. Intanto siamo in corso di acquisti natalizi, ci auguriamo che questo quanto può rituale... incidere, chiedo scusa se la interrompo, per dare un po' di ossigeno alle casse, alle entrate di un settore che credo quello che maggiore in sofferenza è quello dell'abbigliamento, perché forse, considerato che, come diceva lei, non è arrivato mai l'inverno, nessuno ha comprato fino ad oggi, adesso da qualche giorno forse le temperature sono abbassate, però dei capi nuovi per coprirsi, mentre invece altri settori del commercio vanno comunque tutto l'anno, su tutti ovviamente, la tecnologia, là si viaggia quasi sempre. Allora dicevo, e questo è il settore più in difficoltà, ma volevo chiedere proprio quanto pensate di poter avere in termini di alleggerimento dagli acquisti natalizi? Ci sono dei dati, sono delle statistiche, non sono diciamo confortanti al massimo, però si spera che possa arrivare qualcosina, no? Ma guardi, certamente un mese, ormai poche settimane, non riescono a sanare tutta una stagione andata male, però sicuramente danno una boccata d'ossigeno. A questo si aggiungerà l'imminente stagione dei saldi, quindi il 5 gennaio come da nuovo decreto che ci allinea a tutto il resto d'Italia, quindi avevamo questa anomalia che è stata sanata col nuovo decreto. Noi prevediamo 230 euro in media a famiglia per il periodo dei saldi e circa 110 euro di spesa pro capite per il periodo insomma di dicembre. Quindi ci auguriamo che queste previsioni possano essere confermate, e soprattutto ci auguriamo che possa avvenire un'incentivazione sostenuta, soprattutto in questo momento di grande difficoltà per le famiglie in generale, per tutti i consumatori. Non ci sono soltanto gli sconti, come ricordava lei, partono i saldi diciamo di fine stagione, cominciano il 5 di gennaio, si concluderanno il 15 di marzo. L'anno prossimo, dobbiamo anticipare, già lo possiamo dire, cominceranno i saldi il 4 gennaio e finiranno comunque sempre il 15 di marzo, però nel corso dell'anno ci sono anche delle altre finestre, chiamiamole così. Per il 2024 queste finestre sono rappresentate dal 16 marzo al 5 di luglio e dal 16 di settembre al 4 di gennaio. Restiamo al 2024. Sono, diciamo, che cosa... Sì, sì. La correggo un attimo, sì. La finestra però non si riferisce ai saldi, ma si riferisce alle promozioni. Ho detto delle vendite promozionali prima, scusi, e quindi sono delle vendite promozionali che si possono effettuare in questo periodo. E queste vendite promozionali servono, aiutano, danno un sostegno in qualche modo in periodi magari in cui si vende poco? Guardi, servono intanto a ciascuna azienda a utilizzare le strategie di marketing che ritiene più opportune, o di non aderire se il proprio mercato, il proprio target di riferimento glielo consente. Sicuramente danno la libertà, noi parliamo di libero mercato, danno la libertà in un mercato così veloce, così tra l'altro competitivo, perché non dimentichiamoci che online ci sono offerte, promozioni e sconti tutto l'anno, poi quello è un settore che si nutre prevalentemente di queste offerte. Allora anche il commercio fisico si è adeguato a questo tipo di offerta per incentivare anche non solo per i saldi, con determinate promozioni, che le promozioni sono una cosa diversa dai saldi. Con i saldi facciamo fuori le scorte di magazzino, dovrebbero essere insomma i residui di magazzino, noi vediamo che ci arriviamo invece con ancora il magazzino pieno, mentre le promozioni sono ancorate a una scontistica, a un incentivo, se prendi 2 capi, se prendi 3
se magari compri il cappotto mentre ci sono 30 gradi. Ecco, di solito sono delle strategie che servono a incentivare e ritengo che siano assolutamente utili anche per non rimanere indietro e non consentire una competitività, cioè consentire una competitività ad armi pari. Dottoressa Di Dio, io a proposito del commercio online la volevo in qualche modo chiamare in causa. È possibile trovare delle intese, fra virgolette, anche con magari le case madri, cioè con i titolari del brand, perché magari online alcuni prodotti si trovano a dei prezzi che non possono essere quelli praticati da voi che avete il negozio fisico. Molti esercenti, molti commercianti in qualche modo si sono attrezzati anche con la versione online del loro commercio, e non tutti però riescono a farlo, ma per calmierare i prezzi, per trovare un'intesa, magari trovare lo stesso prezzo online e anche sul negozio fisico, ci possono essere delle iniziative? È attuabile un'ipotesi di questo genere oppure da escludere? Beh, guardi, questa è veramente una concorrenza sleale da parte di quegli stessi brand che hanno una rete commerciale, quindi offline, una rete commerciale fisica, e poi loro stessi si rivolgono all'online praticando quegli sconti di cui parlavamo prima. E quindi, ma questo non è corretto nei confronti della loro stessa rete commerciale, altro poi invece sono le piattaforme internazionali che operano e quindi non hanno il rispetto di quello che sono i loro stessi clienti. Quindi questo è veramente, anche da un punto di vista deontologico ed etico, è una scorrettezza, però si sa che il mercato non fa sconti a nessuno, per usare così un modo di dire. E allora è caduto il collegamento, eravamo quasi in chiusura di collegamento con Palermo, con la presidente di Confcommercio del capoluogo. Ecco, vi chiedo scusa sì, per questo collegamento così. Un po' ballerino. Un po' ballerino, esatto. Quindi dicevo, cosa si può fare? Beh, si può fare sicuramente, non c'è a mio parere un intervento che si possa fare a livello normativo, perché ciascuna azienda decide le strategie, parlo delle aziende produttrici, dei brand, e poi si comporta di conseguenza. Questo forse invece è più nelle mani, nel potere negoziale dei singoli negozianti, dei singoli invece appunto delle singole aziende, che non dovrebbero poter permettere questo, e quindi è qua andare ad altri, perché probabilmente consentire questo tipo di aggressività proprio da quelli che sono gli stessi fornitori non è veramente non è corretto, ed effettivamente questo è uno dei problemi. Però la cosa positiva è che l'Italia è l'unico paese dove il commercio offline, lasciatemi dire qualcosa insomma di positivo, dove il commercio fisico, quello dei negozi sotto casa, quello appunto che crea anche la socialità delle nostre città, è proprio l'unico paese, quello dell'Italia, in cui stiamo resistendo bene, cioè rispetto a un'avanzata notevolissima in tutto il resto del mondo, grazie proprio all'esperienza retail, alla qualità del servizio, alla tradizione dei nostri brand importanti della moda e anche di tutto questo commercio diffuso che esprime qualità, fiducia, affidabilità. Ecco che per fortuna stiamo contenendo bene i danni dell'online, e anzi abbiamo dalla parte del consumatore una sempre maggiore consapevolezza della differenza tra l'acquisto online, bene, ti puoi affidare con quello che conosci, ma in genere non sai poi bene cosa ti arriva, non hai ricevuto un consiglio, non hai potuto provare i capi, non li hai potuti insomma toccare. Il contatto fisico, il fatto di essere magari il nostro carattere, l'italiano in genere comunque ha questo calore, questa accoglienza, è un po' più accogliente e più decisivo in questa direzione rispetto magari al freddo acquisto con un click. Emanuela, volevi aggiungere qualcosa tu? Sì, volevo sapere se il Black Friday ha rappresentato una boccata d'ossigeno, diciamo, in questa situazione non proprio positiva e favorevole per il commercio.
Sicuramente sì, abbiamo aderito al Black Friday che ormai è diventato un'abitudine, però quantomeno ha sbloccato la stasi insomma, di settimane e settimane. Certo, è il cane che si morde la coda, perché abituare i consumatori ad acquistare prima proprio di Natale, nel periodo più importante a livello commerciale, con degli sconti importanti, significa alla fine per noi non fare quei margini necessari poi per pagare gli affitti, il costo dei dipendenti, il nostro stesso margine che si deve servire per tenere in piedi l'azienda. Cioè non possiamo fare tutto l'anno offerte, sconti, Black Friday, perché a quel punto bisogna revisionare un po' l'impostazione anche insomma, il sistema rischia di andare in crisi in maniera completa. Però è anche vero che abbiamo toccato un punto fondamentale, al di là chiaramente del discorso delle temperature che non sono state a favore del commercio e tanti altri aspetti, la pandemia, però anche la dottoressa ha detto una cosa vera: gli italiani possono spendere poco, possono spendere meno. Abbiamo già detto, perché c'è poco contante, c'è pochi soldi. E questo è quello che incide secondo me maggiormente. Tantissimo. Allora, grazie alla dottoressa Patrizia Di Dio, che è la presidente del Confcommercio Palermo, per essere stata con noi questa mattina. A presto, speriamo di fare magari un bilancio più avanti di come sono andati i saldi, per capire se effettivamente c'è stata veramente questa boccata d'ossigeno oppure no. Speriamo di sì. In bocca al lupo davvero per tutte le vostre attività, per i vostri associati. Ci dobbiamo fermare, fra poco andremo a guardare i giornali, grazie, buongiorno, i giornali quelli regionali con Emanuela Corsi. Restate con noi. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia c'è un aggiornamento, un'ultima ora: maltrattata per l'ennesima volta dal compagno, una donna ha trovato rifugio ed assistenza nel teatro comunale di Vicari, siamo nel Palermitano, dove si stava svolgendo una manifestazione contro la violenza di genere patrocinata proprio dal comune. I carabinieri presenti alla manifestazione nel teatro Sala della Libertà hanno soccorso la donna che ha chiesto aiuto e bloccato l'uomo che ha continuato a minacciare di morte la convivente davanti ai militari. I militari, poi i carabinieri, hanno attivato la procedura prevista dal cosiddetto Codice Rosso contro le violenze di genere, informando la procura che ha disposto un'audizione più approfondita della vittima, dalla quale sono emersi anni di soprusi e violenze tali da rendere necessario l'arresto del 47enne. Adesso andiamo ai quotidiani regionali con Emanuela Corsi. Ci ricolleghiamo a questo tema, Angelo, perché ieri, nella giornata in cui si celebravano i funerali per Giulia Cecchettin, però cosa succede? Siamo sulla Sicilia. Perdonaci, questa è l'apertura. Addio Giulia, ai funerali, rose bianche e il rumore di 10.000 persone in lacrime. Il padre: la sua morte serve a cambiare gli uomini, e l'ex fidanzato invece in cella non guarda la diretta TV. Questo per quanto riguarda appunto questa pagina di storia del nostro paese, questo funerale partecipatissimo. Però in Sicilia Palma di Montechiaro sfregiata dal marito che aveva denunciato. Quindi se da un lato c'è un'Italia che fa rumore contro la violenza sulle donne, contro i femminicidi, poi però ci sono ancora casi di cronaca che ci raccontano di uomini violenti. La sorella di Eligia ardita, quel dolore non passa nemmeno con il tempo. Un'altra notizia, un'altra storia che oggi ci racconta appunto la Sicilia, questo per quanto riguarda proprio il tema violenza sulle donne. Altre notizie, restiamo su questa prima pagina. La Mezzola a Palermo replica a Salvini: io parlo con tutti. La Presidente della Commissione europea che abbiamo visto, dell'Unione Europea, che abbiamo visto anche nel nostro servizio, che risponde anche alle polemiche, insomma, dopo questo vertice organizzato da Salvini, anti-europeista, con tutti i leader sovranisti a Firenze. Politica siciliana, Ars in commissione, la manovra stop and go, così la definisce la Sicilia, falle nel centrodestra. E poi questa fotonotizia, oro bianco, a Catania intercettato un carico di cocaina del valore di 10 milioni di euro.
L'inchiesta spunta tra l'altro un nuovo personaggio in tutta la vicenda di Matteo Messina Denaro, la postina del boss che recapitava pizzini con la figlia in braccio, era la figlia dell'amante appunto del boss Laura Bonafede. Ad Agrigento, capitale della cultura, ma Pirandello emigra, il convegno sfrattato adesso diventa un caso. Vediamo altre notizie nel taglio alto: Santo Cielo, Ficarra e Picone che offrono un film provocatorio. Oggi ci sarà questa anteprima proprio a Catania. Sempre a Catania, per la cronaca, fuochi illegali, sequestrati 230 kg, quindi già anticipiamo il periodo natalizio che poi è proprio quello dei botti illegali. A Giarre, minacce alla coppia che l'aveva aiutato, ambulanze private irregolari, sanzioni, questo sempre a Catania, e poi a Taormina i commercianti verso un sindacato unitario. Queste tutte le prime le notizie più importanti sulla prima pagina. E poi appunto andiamo a vedere questa ennesima storia che arriva purtroppo proprio dalla Sicilia. Donna sfregiata con l'acido. Arrestato il marito violento. Dopo la denuncia per maltrattamenti la donna viveva in una comunità protetta, ma a quanto pare non è bastato per fermare l'uomo. Eccolo qui, Gioacchino Morgana di 48 anni, che l'ennesimo uomo che non si arrende di fronte alla fine appena della visto, storia. è successo ancora, è successo a Vigari, Esatto. nel Palermitano. Esatto, è una storia praticamente che non finisce mai, nonostante la presa di coscienza e nonostante la voglia di dire basta. Stalking sessuale a una dipendente, siamo sempre sulla Sicilia. Agrigento, il PM chiede 4 anni di pena, era l'ex direttore della biblioteca museo. Andiamo a vedere la prima pagina della provincia di Catania, invece si parla dello sgombero di Via Gallo, uno spazio di comunità vitale. Via Gallo, polemiche per lo sgombero dell'immobile che ospitava studentato e consultorio, irruzione della polizia, ragazzi increduli, nessun avviso né un invito informale a lasciare i locali, trattati come criminali. E qui vediamo appunto questa foto della protesta, lo striscione esposto dai ragazzi dopo lo sgombero, consultorio studentato, leggiamo non si toccano. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica a Palermo. A Palermo invece si marcia per un altro problema, gravissimo problema, quello della droga e del crack. L'orefice, l'arcivescovo appunto del capoluogo siciliano, marcia con Ballarò, uniamoci contro il crack. L'arcivescovo alla manifestazione sull'emergenza droghe, nessun rappresentante però del comune. Rapporto Svimez, dispersione scolastica e carenza asili nido ipotecano il futuro della Sicilia. Questo nel sommario che fa Repubblica Palermo oggi. Poi sempre in prima pagina, nel taglio centrale, la polemica Santa Lucia come una migrante. Santa Lucia è nera, è magrebina e asiatica. La patrona di Siracusa appare come una migrante nei manifesti diffusi dal gruppo di associazioni Meta Borgata per simboleggiare come la santa appartenga a tutti. Ce ne siamo occupati nei nostri telegiornali nella giornata di ieri. Esatto, protesta la curia e dice un'immagine che offende i devoti. Quindi un'immagine che divide la città poi in attesa appunto della festa. Lo sciopero ieri, medici pubblici in trincea, noi sfruttati, ai privati invece vanno i soldi. Anche qui troviamo la storia dell'aggressione dell'uomo che era stato denunciato e lui getta l'acido sul viso appunto della sua ex. E poi invece per quanto riguarda la vicenda Matteo Messina Denaro, che si arricchisce appunto con altri particolari, i pizzini e il passeggino, arrestata la figlia dell'amante del boss che vediamo appunto in questa fotografia, ed era una delle donne ad avere un ruolo anche nella latitanza appunto dell'ex Primula Rossa. L'inchiesta Arnaldo La Barbera, tutti i misteri di uno sbirro 007, l'ex capo della squadra mobile che è finito al centro di ora questa nuova vicenda è stata sull'agenda rossa di Borsellino. Un mistero che dura praticamente
praticamente da oltre 30 anni. Esatto, più di 30 anni. Andiamo a vedere questa manifestazione a Ballarò, l'appello di Lorefice, uniamo le forze contro il crack. L'arcivescovo ha voluto ricordare i ragazzi morti di overdose, invitando tutti a combattere la stessa battaglia. Alla marcia meno gente rispetto ai 1000 dello scorso anno e nessun rappresentante, dicevamo, del comune di Palermo per quella che è proprio una piaga. Andiamo a vedere il Giornale di Sicilia. Qui l'apertura è dedicata a questa nuova donna complice del boss, accusata di favoreggiamento e arrestata, Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede. A suo carico l'esame di nuovi documenti, foto e messaggi lasciati da Messina Denaro. L'ordine di custodia ai domiciliari, notificata a Pantelleria dove era supplente in una media. Secondo i PM gestiva coperture e comunicazioni. Poi la foto notizia è dedicata a Giulia Cecchettin, addio a Giulia ma non c'è tregua, a Palma una moglie sfregiata. Ancora vediamo altre notizie sulla finanziaria, pioggia di emendamenti, contributi, aiuti, prestiti, il testo è in commissione bilancio all'Ars, qua ci sono le proposte chiaramente di maggioranza e opposizioni. Vediamo altre notizie nel taglio alto, bollette, saranno tutelate le fasce più vulnerabili, questa è una misura al vaglio del Consiglio dei Ministri contro il caro bollette. Poi il rapporto Svimez, grande fuga dal sud, in 20 anni via oltre 1 milione di residenti, 263.000 erano giovani laureati. Vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud. Il problema dell'acqua, Messina diciamo alle prese periodicamente con la carenza di acqua, altro stop, il 15 niente acqua, appunto, confermata la prossima tappa dei lavori alla condotta del Fiume Freddo, interruzione per 24 ore. L'AMAM fa il punto sulle contromisure, ci saranno però più autobotti mobili. Vediamo in alto le donne del boss, arrestata la figlia dell'amante di Messina Denaro. Altre notizie, la morte di Giulia ci spinga a cambiare, delitto Cecchettin, il saluto di papà Gino, che vedremo meglio ora nella stampa nazionale. Ai funerali a Padova migliaia di persone, un'enorme commozione. Si parla anche della guerra in Medio Oriente, orrore senza fine, medico israeliano dice abusi sessuali su bimbi rapiti a Gaza. Vediamo ancora nel taglio basso la grande fuga del mezzogiorno, come abbiamo visto prima, secondo il rapporto Svimez, che evidenzia un grave allarmante spopolamento. L'aumento dell'occupazione in un contesto di precarietà non allevia il disagio sociale. E poi medici e infermieri uniti, adesioni allo sciopero dell'85% in piazza contro la manovra, appunto medici e sanitari in generale. Grazie allora ad Emanuela, fra poco torneremo da te per invece vedere i temi più importanti sulle pagine dei quotidiani nazionali. Ci fermiamo, restate con noi, torniamo fra pochissimo. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì tempo in parziale miglioramento sul nostro territorio, un po' di residua variabilità potrà insistere sull'estremo nord-est e sulle regioni meridionali. Condizioni infatti di variabilità anche sulla Sicilia, ci attende una giornata di alternanza tra sole e nubi, con qualche possibile breve ed occasionale piovasco. La ventilazione a tratti sostenuta dai quadranti settentrionali, mari infatti localmente mossi e in particolar modo al largo e temperature lieve calo di qualche grado, con massimo intorno ai 15 gradi. Nella giornata di giovedì ampi spazi di cielo sereno con qualche nuvola in transito e qualche possibile fenomeno che potrà interessare i settori settentrionali della regione. La ventilazione ancora a tratti sostenuta sempre dai quadranti settentrionali con mari localmente mossi e in particolar modo al largo, temperature massime che non subiranno particolari variazioni con valori sempre intorno ai 15 gradi. Dettagli maggiori ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo. Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua.
assaggiare un goccettino? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa roba qua? Ma che Tutti i giorni su Antenna Sicilia. questa roba qua? Tutti i giorni prima del TG c'è Chi la vuole cotta alle 13 e poi alle 19:30 su Antenna Sicilia. Torniamo ai quotidiani, adesso le prime pagine e non solo dei giornali nazionali. Ci racconterai quanto accade in Italia ma anche nel resto del mondo. Esatto, allora partiamo da Repubblica che mette nel taglio alto il funerale di Giulia Cecchettin. Facciamo rumore per non dimenticare Giulia. In 10.000 ai funerali, piangiamo tutti un po', ciascuno per come è capace di soffrire davanti a questa bara leggera che infine esce sul sagrato di Santa Giustina, una macchia bianca nel nero del grande portone e qualcuno si inginocchia al passaggio. Così inizia il racconto appunto di Repubblica di questo giorno triste per il nostro paese. Poi c'è un commento, il dovere di educare gli uomini. Poi c'è stato anche questo discorso molto toccante del papà di Giulia Cecchettin, che secondo me è proprio una lezione di vita per tutti in generale, genitori, uomini e non solo. Poi invece il titolo più importante lo vediamo nel taglio medio, salario, il colpo di grazia, la battaglia sui diritti. Si parla del salario minimo, bagarre in aula durante la discussione sugli emendamenti, Conte che strappa il testo, la Schlein parla di governo di sfruttatori e tolgono le firme. Mattarella, la Costituzione non propone il concetto di lavoro come merce. Schmidt dice le paghe basse frenano produttività e crescita. E poi Giorgetti, no a regole troppo stringenti sul patto di stabilità. Questa è l'apertura di oggi di Repubblica. Restiamo nel taglio centrale, l'evento a Roma, l'Italia bipartisan scende in piazza contro l'antisemitismo. Andiamo a vedere invece altre notizie. Putin d'Arabia, protagonista a Dubai e Riyadh. E poi nel taglio basso, studenti, gli effetti del Covid, forti cali in lettura e matematica. Tra poco vedremo appunto questa fotografia dei ragazzi e soprattutto sulla loro preparazione. Intanto il Corriere della Sera. Giulia, ora sei una stella. Le lacrime, gli applausi, il rumore, il padre, ti lascio andare, aiutaci a cambiare. In migliaia per l'addio a Padova. Il vescovo, amate di più e meglio, la sorella mi farà da angelo custode. E poi questo discorso toccante del papà di Giulia, il mio appello agli uomini. Lui dice... Qui c'è un richiamo in prima pagina. Carissimi tutti, abbiamo vissuto un tempo di profonda angoscia, ci ha travolto una tempesta terribile e anche adesso questa pioggia di dolore sembra non finire mai. Ci siamo bagnati, infreddoliti, ma ringrazio le tante persone che si sono strette attorno a noi per portarci il calore del loro abbraccio. Quello che mi ha colpito, Angelo, penso che, non so se sei d'accordo, è la compostezza di questa famiglia rispetto ad un dolore enorme, atroce, soprattutto un padre che insegna a non odiare, nonostante molte volte di fronte a una tragedia del genere è più facile provare rabbia, odio, invece lui ancora riesce a mantenere una grande... Immaginiamo però il dolore interno che sta vivendo, che non si può neanche, assolutamente. Forse non si può neanche capire questo dolore, assolutamente. Però sicuramente una compostezza di questa famiglia, soprattutto del papà. Il salario minimo, bagarre sul salario minimo, Europa, appello di Salvini, di spalla vediamo il centrodestra non si divida, ha approvato l'accordo invece con l'Albania sui migranti. E questo tema lo vediamo meglio su... ecco il Fatto Quotidiano. Ecco, l'accordo con l'Albania secondo il Fatto Quotidiano costerebbe 10 volte di più che tenere i migranti in Italia. Deportare i migranti in Albania costa 10 volte di più che tenerli qui. 200 milioni l'anno dovrebbe costare tanto, in Italia bastano invece 19 milioni per gestire tutti i CPR. Questa è proprio l'apertura di oggi del Fatto Quotidiano. Hanno fatto dei conti particolari per avere questi dati, no? E ci saranno anche dei costi per trasportarli, poi bisogna vedere anche quanto verrà destinato proprio al paese accogliente, in questo caso, certo, che non lo farà sicuramente gratis. Poi vediamo La Stampa.
il lavoro espelle 44.000 mamme. Salario minimo, PD e 5 Stelle, abbiamo detto, strappano la proposta per protesta. Aziende, utili record, retribuzioni invece ferme. Ogni giorno 120 donne costrette a dimettersi dopo aver avuto un figlio. Mattarella parla di dignità calpestata. E il commento: aumentare gli stipendi aiuta anche le imprese. E ancora un'analisi: un'Italia sempre più fragile e disuguale. Cerchiamo di capire se possiamo tornare a vedere le prime pagine, altrimenti vediamo se possiamo andare. Ecco, è tornata Ok. di nuovo in onda. Benissimo. Oggi è una giornata un po' così, lasciamo un po' tutto al caso. L'eredità di Giulia, vediamo la fotonotizia nel taglio centrale. L'eredità di Giulia, vediamo la famiglia appunto della Cecchettin che si stringe in questo abbraccio di dolore. A Padova in 10.000 per l'ultimo saluto, il grido della piazza con migliaia di chiavi. Perché? Perché l'Italia vuole fare rumore. Cioè non si fanno più manifestazioni, marce silenziose e via dicendo, ma adesso proprio bisogna fare rumore per tenere alta l'attenzione su questo tema. Quindi hanno partecipato e hanno fatto rumore con queste chiavi. Mia figlia non è morta invano, scrive, dice Gino Cecchettin, e poi appunto viene raccontata la figura di questo padre, l'umanità di un padre. Poi ancora vediamo la legittima difesa, scontro, ecco qui, scontro Salvini PM. Il leghista dice: sto con il gioielliere. La vicenda della sentenza di condanna, 17 anni per un gioielliere che si è difeso dopo l'ennesima rapina uccidendo appunto i rapinatori. Ecco, è intervenuto Salvini, quindi legittima difesa, lo scontro, bisogna cambiare la legge, dice il ministro, il magistrato invece basta cattivi maestri. Ancora andiamo a vedere se questa notizia la troviamo anche sulla Verità. Ecco che scrive: morti da criminali, risarciti invece come vittime, anzi di più. Alle famiglie degli operai caduti sul lavoro vanno 14.500 euro, a quelle dei rapinatori uccisi a Grinzane centinaia di migliaia. Un altro aspetto sconcertante della condanna a 17 anni del gioielliere. Quindi non solo la condanna per chi si è difeso, comunque i magistrati la pensano anche forse diversamente, però c'è anche il risarcimento poi per le famiglie. È un tema questo della legittima difesa che soprattutto Salvini ha cavalcato e che ha sempre affrontato. Ci sono stati diversi tentativi di cambiare la norma, ma evidentemente i magistrati qui hanno avuto delle prove che hanno poi portato a questo tipo di Sì, ma perché poi, verdetto. come dire, è sempre un tema al limite, perché cosa è legittima difesa e cosa non lo è, quindi bisogna poi sempre andare ad analizzare il singolo caso. Libero invece apre con questi dati dell'Ocse e scrive: emergenza capre, siamo un popolo di ignoranti. I dati Ocse: gli italiani sono bocciati in matematica, il livello del Sud è 15 punti sotto la media mondiale. Gli uomini non capiscono quello che leggono. Questa è una cosa grave, molto grave. Sì, ma in generale non scritto, soltanto gli uomini no, non capiscono quello che leggono, ma se il Sud è 15 sotto, certo, 15 punti sotto la media, diciamo che siamo noi indietro, siamo molto indietro. Siamo molto indietro, poi però Libero ha questa capacità anche di fare questi titoli che sono anche a volte un po', fanno anche abbastanza sorridere. Poi, sì, il titolo farà sorridere Emergenza Capre, però il contenuto, poi il dato di fatto è un dato allarmante, è chiaramente, allarmante al massimo. Poi andiamo a vedere il giornale, la partita dei conti, si parla del patto di stabilità, patto rivolta contro Berlino. La Germania insiste per l'austerity e costringe l'Italia a dire no alle nuove regole, e adesso anche Parigi è pronta a ribellarsi.
Poi le bollette, lo abbiamo visto anche su altri quotidiani, l'ok del governo, mercato tutelato per 4 milioni e mezzo di famiglie, insomma, per aiutare rispetto a questi aumenti spropositati purtroppo a cui facciamo fronte ogni giorno. E poi i funerali della Cecchettin, Giulia, folle e rumore, il mio angelo custode, anche qui il racconto del giornale dei funerali. Avvenire. Al bivio sul petrolio. Parte la conta tra paesi pro e contro la svolta green. La settimana prossima il verdetto. In Italia pronto il decreto sulle comunità energetiche, i progetti di cooperative e diocesi. Pubblicate le bozze delle conclusioni del vertice COP28 che si è tenuto a Dubai. 2 versioni su 3 fissano per la prima volta l'addio proprio al petrolio. Ancora il Giulia, una di noi, mai più violenza, l'abbraccio della piazza di Padova. Andiamo a vedere il manifesto personale e politico a proposito dell'addio a Giulia Cecchettin. Come può accadere tutto questo al funerale della ragazza? Suo padre Gino scuote la folla, da lui stesso chiamata. Per fermare la violenza sulle donne bisogna parlare ai maschi e non chiamarsi fuori. Queste sono le parole appunto del papà. Riflessioni importanti, abbiamo forse il tempo per un'ultima prima pagina. Allora vediamo il Riformista che mette proprio quasi a tutta pagina questa bellissima foto di Giulia, della sua spensieratezza. Il giorno dell'addio a Padova, migliaia di persone al funerale appunto di questa ennesima vittima di femminicidio. Grazie ad Emanuela Grazie Corsi, c'è per noi un'altra breve sosta e poi torneremo di nuovo in studio per continuare ad ospitare i nostri esperti. Oggi parleremo anche di caro volo, tutto questo fra pochissimo. Torniamo insieme a Buongiorno Sicilia, adesso come anticipato parliamo e torniamo a parlare di caro voli. Lo facciamo con Carmen Rita Ferro, delegato regionale di Asso Utenti. Buongiorno. È passato un anno, grosso modo, forse anche di più, da quando il presidente della regione Schifani, il governatore, ha iniziato, da parte sua, una sorta di braccio di ferro, chiamiamolo in questo modo, contro le compagnie aeree che a suo dire, più volte l'ha evidenziato, fanno cartello e quindi impongono dei prezzi che sono evidentemente molto svantaggiosi per i nostri conterranei. Prima di affrontare questo tema con lei, vediamo un breve contributo per fare il punto di quello che sta succedendo quest'anno, perché non è cambiato praticamente nulla, e vediamo questo contributo che ci fa capire che cosa succede se cerchiamo online proviamo ad acquistare un biglietto. Siamo a dicembre, l'inizio delle festività natalizie è sempre più vicino, ma per lavoratori e studenti fuori sede non c'è pace, perché il prezzo dei biglietti aerei per tornare in Sicilia è sempre più alto e gli sconti voluti dal governatore Schifani, che riguardano un rimborso che va dal 25 al 50%, potrebbero non bastare. L'esempio che fotografa perfettamente la situazione è quello della tratta Milano-Palermo, con volo di andata il 23 dicembre e con ritorno datato il 2 gennaio. Il costo del biglietto aereo è di 423 euro, escluso bagagli. Gli sconti sono 2, il primo è del 50% per studenti fuori sede, lavoratori con un basso reddito e disabili, che però copre fino ad un massimo di 150 euro. In questo caso non potremmo appunto pagare il biglietto la metà e quindi ci verrebbe a costare 273 euro. Stesso discorso per l'altro sconto, che rimborsa il 25% del prezzo ed è rivolto alle persone residenti in Sicilia. In questo caso il prezzo massimo della scontistica è di 75 euro. Il nostro biglietto aereo per tornare in Sicilia quindi verrebbe a costarci 378 euro. Allora, le nostre tasche continuano a piangere da questo punto di vista, perché purtroppo sì. Non è cambiato nulla. Purtroppo sì, non è cambiato nulla. Noi da tempo abbiamo già denunciato l'anno scorso proprio questa criticità enorme, facendo anche un esposto all'antitrust, perché abbiamo proprio constatato che voli per Palermo
e verso Catania avevano veramente costi insostenibili, diciamo quasi pari a un volo intercontinentale. Quindi per noi la vicenda è anche tristemente nota, come a tutti i cittadini tristemente nota, e in occasione del periodo appunto delle festività natalizie la fissazione dinamica delle tariffe cosiddetta, no, che è prassi delle compagnie, ci fa assistere appunto a questi fenomeni. Diciamo che la causa, a nostro avviso, del caro voli è da ricercare sia nei pochi player, cosa che il governo regionale ha già sottolineato, autorizzando anche una compagnia, l'Aereo Italia, un'ulteriore compagnia che sicuramente fa bene alla concorrenza. Però no? fino a questo momento Però non si fino avverte. A questo momento no, perché, dobbiamo essere, diciamo, onesti. Assolutamente, e questo, diciamo, è da ricondurre sicuramente ai tardivi interventi correttivi legislativi, a questo meccanismo, diciamo, di fissazione cosiddetta dinamica delle tariffe, che appunto vero è che è in un certo senso, diciamo, collegata, scusate, al funzionamento del libero mercato, e quindi, diciamo, però necessitava sicuramente di correttivi che, devo dire, sono intervenuti. Cioè abbiamo constatato che sia a livello, diciamo, del governo regionale che a livello nazionale sono intervenuti dei correttivi legislativi. Sono arrivati questi correttivi, nonostante però questi correttivi, nonostante la regione abbia messo in campo anche dei bonus, come abbiamo sentito nella breve introduzione, il prezzo comunque continua a restare alto. Cioè è come se di fronte ai bonus messi in campo dalla regione del 25, del 50%, dall'altra parte corrisponde un incremento ulteriore dei prezzi da parte delle compagnie. Diciamo, la sensazione che si ha è proprio questa, cioè l'algoritmo è come se fosse programmato per recepire che il prezzo, diciamo, è stato calmierato da un bonus, e quindi l'algoritmo, se mancano 75 euro, ne aggiunge altri 75. Sì, tra l'altro, diciamo, la misura del governo regionale non è un provvedimento, diciamo, legislativo, è un avviso pubblico, cioè la regione ha pubblicato un avviso pubblico invitando le compagnie ad aderire a questo, diciamo, a condividere questo progetto di scontistica per i viaggiatori da e verso la Sicilia residenti in Sicilia. Pare che abbia aderito, diciamo, all'invito una compagnia. Quindi è tutto un po' in itinere, cioè l'impatto, diciamo, di questa misura comunque importante, che è un segnale per questa emergenza, ancora, diciamo, deve dare i suoi frutti. Vedremo, diciamo, i risultati. Ma sì, tra l'altro, diciamo, la Regione ha dichiarato che ha già stanziato delle risorse importanti per questo diciamo, fine, ma è anche messo, diciamo, già reso attiva questa piattaforma per appunto rendere operativa questa misura, però ripeto, l'altra parte la dovranno fare le compagnie. E qui è il punto dolente. Ma queste compagnie, insomma, sappiamo, di fatto sono poche. Sono poche davvero, e comunque l'antitrust più volte ha avviato delle sue indagini, diciamo così, però alla fine l'antitrust può fare cosa? Comminare delle multe. Sì, diciamo che però ora è cambiato anche qualcosa in questo senso, e quindi staremo a vedere anche, auspichiamo a breve, l'impatto di queste misure anche a livello nazionale, perché anche a livello nazionale qualcosa è accaduta, nel senso che è stato adottato un decreto che ha suscitato infatti la rivolta delle compagnie. Questo decreto ha di fatto potenziato i poteri dell'antitrust, sì, proprio in relazione alla fissazione dinamica delle tariffe, che è il vero, diciamo, problema, se lasciata assolutamente ai meccanismi del libero mercato, appunto in un mercato dove abbiamo sottolineato i player sono pochi e la domanda è molto elevata, soprattutto, diciamo,
in relazione a periodi di stagionalità o di emergenza, eccetera. Noi stiamo affrontando questo problema, però poi magari parleremo dell'estate. Quindi cosa assolutamente, succede? quindi succede che il decreto ha potenziato i poteri dell'antitrust, perché come sottolineava bene lei, insomma, questo è anche diciamo un po' un fattore, no? che ha determinato questa emergenza, cioè i poteri limitati dell'autorità, che invece in questo caso, proprio ai sensi di questo decreto, può anche attivarsi d'ufficio, quindi non soltanto su segnalazione e soprattutto con riferimento proprio a 3 casi in cui appunto questa fissazione dinamica delle tariffe andrà attenzionata, che sono quelli dei collegamenti nazionali verso le isole, dell'aumento superiore del 200% per il costo del volo o dei servizi superiore rispetto diciamo, alla tariffa media del volo, e quindi si auspica che appunto anche questo provvedimento, ripeto, che però ha suscitato la rivolta delle compagnie che hanno adito, diciamo, l'Unione Europea, dicendo che questo decreto viola la libera concorrenza. Viola. Però la Sicilia, in quanto tale, può appellarsi anche ad altre condizioni. L'insularità che in Sardegna viene riconosciuta perché la Sardegna è più distante, fra virgolette, dal continente, diciamo così. La Sicilia, che è separata solo dallo Stretto di Messina, nonostante il Parlamento abbia votato l'insularità, che adesso è in Costituzione, continuiamo a restare praticamente così come era prima. Sì. Servono dei decreti attuativi, serve tutta una serie di, però cosa serve? Serve che ci siano delle risorse dello Stato per in qualche modo venire incontro e sanare questo gap, diciamo così. Assolutamente, e tra l'altro, diciamo, questa querelle ora tra le compagnie e il governo, che appunto si è mosso, diciamo, anche se tardivamente questi provvedimenti sono arrivati, e all'Unione Europea, che ha chiesto chiarimenti all'Italia, e diciamo, vero è che noi abbiamo nella nostra Costituzione, oltre a quello che sottolineava bene lei, quindi la caratteristica, diciamo, dell'insularità, motivo per cui appunto la Regione ha, diciamo, facendo leva su questo, ha adottato anch'essa dei provvedimenti. Quindi vero è che, dicevo, abbiamo l'articolo 16 della Costituzione che garantisce la libertà di movimento, eccetera, quindi abbiamo dei riferimenti importanti anche a livello costituzionale, ma la regolamentazione dell'Unione Europea è sovraordinata, cioè il punto è che appunto il livello di regolazione comunitaria è sovraordinato, come proprio dal punto di vista del diritto è sovraordinato, sì. Ma di questo, scusa, la interrompo, ieri il presidente Schifani, il governatore, ha parlato con il presidente Metsola, che è stato ieri a Palermo all'inaugurazione dell'anno accademico. Hanno affrontato il tema della insularità e quindi potrebbe in qualche modo portare al Parlamento europeo la questione e magari cercare di trovare, se c'è la volontà politica ovviamente, una soluzione da questo punto di vista. Assolutamente, infatti, diciamo, ora si attende un po' che si definiscano questi assetti, insomma, e queste cose portate avanti, diciamo, queste circostanze. Però nel frattempo, mentre si discute, i cittadini, i siciliani in particolare, continuano a pagare dei prezzi impressionanti per viaggiare da Catania o da Palermo a Milano o Roma e viceversa, e tutto questo, adesso ci sono le feste di Natale, quindi c'è l'esigenza magari di riunire le famiglie, ritrovarsi, gli studenti ritornano a casa, famiglie, oppure chi lavora fuori riabbraccia, ha la possibilità di riabbracciare i propri cari, ma la stessa questione si riproporrà poi in estate, perché adesso siamo sotto feste di Natale, durante il periodo delle vacanze, anche a Pasqua è un periodo con i ponti, purtroppo sì, però purtroppo, come ho già detto, diciamo, parlando di tardività di questi correttivi legislativi,
scontiamo questo ritardo. Ma questa scontistica in realtà è sembra più una riduzione. Una riduzione, ma in realtà la Regione sta agendo sugli effetti, non sulla causa, perché non è, come diceva lei, poi un intervento strutturale, cioè qui bisogna, è un po' un modo per tamponare. Sì, ma è una sempre una situazione. beffa, perché la Regione agisce offrendoti il bonus, se poi il biglietto che prima costava 200, adesso costerà 340, se hai diritto a 75 euro, lo paghi praticamente sempre allo stesso prezzo. Invece io mi interrogherei come siamo potuti passare da biglietti che costavano 5 euro, tanto che la gente diceva ma io con 5 euro non ci vado manco da Catania a Siracusa con la benzina, invece prendo un aereo per andare a Londra o a Parigi. Siamo passati da 5 euro a 500 euro per fare un Catania. La stessa compagnia che è passata ovviamente. Diciamo è il mercato libero senza correttivi in un settore che è importante. È un mercato come folle avete... senza diciamo e questo, guide. il mercato libero diciamo ha anche queste criticità delle volte, e i correttivi legislativi dovrebbero appunto intervenire come sono gli intervenuti, dicevo forse tardivamente. Tra l'altro anche noi vorremmo monitorare un po' gli effetti di questi diciamo provvedimenti, ma ancora è presto per farlo, cioè dobbiamo attendere un po' per vedere l'impatto che hanno proprio sui costi per i cittadini. Allora aspettiamo, vediamo un po' cosa succede, poi ci ritroviamo magari fra qualche settimana, fra qualche mese, meglio ancora fra qualche mese, perché cercheremo di capire se i bonus sono serviti, sembra poco fino a questo momento, se i correttivi arriveranno anche dall'Unione Europea e se arriverà qualche altro player, come diceva lei, qualche altra compagnia. Esatto, perché questo è proprio un altro punto cruciale, cioè nel senso che di fatto pare che infatti pare che insomma le compagnie proprio perché sono poche abbiano in qualche modo diciamo possono in qualche modo pilotare il mercato, ecco. decidono loro, esatto, sono non volevo proprio usare questa espressione, però il sospetto di intese restrittive ovviamente c'è ed è arrivato sul tavolo dell'antitrust. Benissimo, grazie allora a Carmen Rita Ferro, che è delegata regionale, lo ricordiamo, di Asso Utenti. Facciamo ancora una breve sosta, poi torniamo ancora in studio con Buongiorno Sicilia. Abbiamo ancora da vedere, da sentire anche cosa dicono le stelle questa mattina e non solo. Restate con noi. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, adesso una pillola con l'almanacco. Dalle bucce di banana si può ottenere un fertilizzante naturale ed economico, molto efficace per la cura delle piante come le orchidee e il peperoncino e le piante grasse. È ricco di sostanze nutrienti come potassio e fosforo. Mettete la buccia in un barattolo in vetro, aggiungete l'acqua e lasciate riposare per una settimana prima di utilizzarlo sulle piante. Persino una delle basi della pasticceria sembra sia nata per colpa di una distrazione. La leggenda narra di un giovane apprendista francese che per sbaglio avrebbe fatto cadere del latte caldo o della panna sopra il cioccolato. Il maestro lo rimproverò chiamandolo ganache, che significa pasticcione. Il modo di dire che i nostri genitori ci ripetono spesso, munno è stato e munno è, riflette una saggezza intramontabile. Il mondo è stato così e continuerà ad esserlo. Ci sono cose che non cambieranno mai, perché andranno sempre allo stesso modo, indipendentemente da ciò che facciamo. Dal nostro almanacco, adesso però andiamo a sapere qualcosa di più, che cosa prevedono le stelle per questa giornata, ma soprattutto come sempre le riflessioni di Marco Amato su un personaggio più o meno pubblico, più o meno noto. Buongiorno Marco, buon caffè. Buongiorno Sicilia, grazie. E allora stamattina la tua attenzione è su?
E su Billie Eilish, è una cantante che mi piace molto, una cantante che ho molto seguito perché mi ha stupito moltissimo il suo exploit. Fin da giovanissima ha sempre dimostrato di essere brava, talentuosa e molto ben dotata, creativa, compositrice e piena di talento. È una Sagittario, segno delle Valchirie, segno dell'istinto, metà uomo, metà animale. E beh, Billie sorprende molto per la sua personalità da Valchiria. Scusate, non ha ancora 30 anni e ha ricevuto più di 30 premi a livello mondiale riconosciuti come quelli che si danno ad una bravissima e talentuosissima cantante di talento. Il fatto che abbia tutte le qualità, sia estetiche che fisiche che canore, per essere una creativa d'eccezione e d'eccellenza e un enfant prodige della musica, ne fanno sicuramente una Sagittario molto particolare da osservare. Oggi, in questi giorni, è proprio al centro della scena, proprio perché ha puntualizzato, ha dato dei chiarimenti sul suo orientamento sessuale. Ebbene, non sono mai personalmente troppo d'accordo su questo tipo di dichiarazioni pubbliche, perché il privato deve sempre rimanere privato, secondo me, ma è una caratteristica questa dell'astrologo. Però Billie ha sicuramente voluto puntualizzare alcune cose. Quello che rimane un po' curioso è notare come a livello mediatico questa dichiarazione le abbia fatto perdere più di 100.000 follower. E beh, sicuramente non si farà intimidire una positivista Sagittario da queste cose, ma la riflessione è appunto a livello comunicativo, ancora una volta, che è sempre la mia angolazione di vedere le cose. Molto probabilmente queste sue affermazioni hanno un po' distrutto i sogni di qualcuno, ma magari ne avrà accesi di altre in altre persone. Faccio i migliori auguri a Billie Eilish per tutta la sua vita, ma e soprattutto per la sua carriera, che ci regala tantissimo. Oggi è un giorno molto particolare per l'astrologia, proprio perché Nettuno brilla dai pesci e si riattiva, finisce il suo lungo moto retrogrado. Nettuno è un romantico pianeta che rappresenta il mare, l'emozione, l'arte, la creatività, i suoni. Ebbene, Nettuno è pianeta dei pesci e sta ruotando proprio in pesci, quindi i pesci oggi sono protagonisti dello zodiaco. Farà piacere magari a D'Angelo saperlo. Ebbene, Grazie. questa onda nettuniana ci porterà a una nuova voglia di sognare, fantasia e creatività. Tutto diventa un po' più morbido, più emotivo e si cercano più le ragioni psicologiche ed emotive per tutto lo zodiaco. Questo sicuramente non aiuta quali segni zodiacali. La Vergine sicuramente, perché ha in opposizione Nettuno, i Gemelli è proprio il Sagittario che deve rivedere alcune cose, mentre invece riaccende una serie di sogni nei segni di terra come Capricorno e Toro. Se va bene agli Acqua, come ben sapete e come sempre dico, non va benissimo proprio ai Fuoco, anche se l'Ariete gode di questo Nettuno in senso psicologico. Il Leone è un po' nervoso e il Sagittario si trova in una difficoltà di quadratura, quindi di blocco forse emotivo. Piuttosto passiamo ai segni d'aria. L'Acquario ne beneficia tantissimo perché lo trova in seconda casa e quindi vede proprio la sua creatività crescere. La Bilancia non parla molto, i Gemelli sono appunto in difficoltà. Concludiamo quindi con i segni d'acqua, che sono i protagonisti della giornata. Pesci primo tra tutti, che recupera delle energie emotive fortissime e in cui la sua capacità di collegamento da oggi in poi sarà fondamentale. Ottimo per lo Scorpione, che ritrova romanticità, e il Cancro, che non la smette mai di creare a volte castelli in aria nella sua vita sentimentale, a volte un po' caotica. E detto ciò, vi auguro una splendida giornata con le onde di Nettuno. Grazie Marco, a domani. E adesso torno di nuovo da Emanuela, perché c'è un curiosito prima con la notizia che diceva che noi siamo un po' capre, un po' tutti, in particolare poi i maschietti, Gli uomini non capiscono quello che mentre le leggo. femminucce hanno qualche difficoltà sulla matematica. Ci dici qualcosa in più? Diciamo ci va un po' più morbido il Corriere della Sera su questa notizia, e scrive: le ragazze stentano in matematica
troppa distanza tra nord e sud. La rivelazione OCSE-Pisa, il divario di genere in Italia è il peggiore però del mondo. Benissimo. Questo divario c'è soprattutto in matematica, perché se andiamo a vedere il dato italiano, vedi, i ragazzi, allora il punteggio medio dei maschi è 482, per le ragazze è 461. Quindi 21 punti distaccano gli uomini con le donne per quanto riguarda la matematica. E a quanto pare in matematica i più bravi sono a Singapore. Se andiamo a vedere un po' nel resto del mondo, poi c'è Macao in Cina, Giappone 536, l'Italia è terzultima con 471. Bene. Peggio di noi Norvegia e Stati Uniti. Però in letteratura le ragazze sono superiori ai ragazzi. Stiamo parlando in Italia? In Italia, sì, quindi 491 è il punteggio medio delle ragazze, 472 per i ragazzi. Che è la stessa differenza che c'è, credo, in 21 punti per la matematica tra uomini e donne. Adesso qui si vedi che in matematica confermi. Non sono dati così buttati a caso questi. E poi per le scienze invece anche qui i ragazzi se la cavano meglio con 481 punti, 474 invece le ragazze. Grazie Emanuela. Prego. Per le tue pillole di saggezza da questo punto di vista. E adesso andiamo un po' indietro nel tempo. Il 6 dicembre del 1768 viene pubblicata la prima edizione dell'Enciclopedia Britannica. Oggi però con Wikipedia forse sta cadendo in disuso, ma per oltre 2 secoli è stata considerata la fonte più autorevole del sapere universale. Oltre un secolo dopo, il 6 dicembre 1877, Thomas Edison inventa il fonografo. L'aspetto non è simile al giradischi che conosciamo, lo vediamo anche in questa fotografia. Aveva lo scopo di registrare i suoni. Mary aveva un agnellino e la prima filastrocca che sentì uscire proprio dalla sua magica macchina parlante. E nel 1941, il 6 dicembre, il presidente degli Stati Uniti Roosevelt cerca di evitare il conflitto con il Giappone lanciando un appello di pace all'imperatore Hirohito, ma invano. Il giorno dopo i giapponesi attaccano la base navale di Pearl Harbor. 6 dicembre, ma arriviamo al 1959, lo Stadio del Sole, lo state vedendo in questa foto, diventa il campo di calcio della squadra di Napoli. In seguito verrà chiamato San Paolo, più recentemente Diego Armando Maradona, per ricordare l'arrivo del santo nell'area del quartiere Fuorigrotta. Poi, 10 anni dopo, 6 dicembre del 1969, Meredith Hunter, un ragazzo di 18 anni, viene ucciso nel corso di quello che sarebbe dovuto essere il Woodstock del West. Succedeva al concerto gratuito dei Rolling Stones. Il 6 dicembre invece del 1975 si svolse a Roma la prima manifestazione nazionale del movimento femminista italiano, un corteo che giungeva a 3 mesi da uno degli episodi più drammatici della cronaca italiana, cioè il massacro del Circeo. Arriviamo al 1994, il 6 dicembre, manca poco all'interrogatorio di Silvio Berlusconi, all'epoca presidente del Consiglio, era il primo appunto governo Berlusconi, è indagato per corruzione e Antonio Di Pietro decise di dimettersi dalla magistratura. Lui, simbolo della vicenda Tangentopoli, abbandona la toga e si butta poi in politica. E siamo al 6 dicembre 1969, facciamo un passo indietro perché nasce Irene Grandi. La vedete questa foto, l'anima fiorentina del rock femminile, partita dai pub della Toscana, oggi protagonista dei maggiori palcoscenici nazionali e non solo. Gli anni 2000 la vedono trionfare sia sul palco dell'Ariston, al Festival Bar, con Itti Vincenti, con Lasciala andare, ricorderete, e Bruci la città, che stiamo già sentendo in sottofondo. Quest'ultima uscita poi nel 2007 e fu scartata da Sanremo di quell'anno, ma la commissione disse di non avere mai ricevuto, pensa, il nastro della canzone. Il pezzo fu comunque un grande successo e noi stamattina ci salutiamo proprio sulle note di Bruci la città. Grazie per essere stati con noi, grazie Emanuela. Grazie Angelo, buongiorno. Buongiorno Sicilia, torno domani. Città e crolli il grattacielo, rimani tu da solo
nudo sul mio letto, bruci la città, oh viva nel terrore, nel giro di 2 ore, svanisca tutto quanto, svanisca tutto il resto, e tutti quei ragazzi come te non hanno niente, come te io non posso che ammirare, non possono gridare che ti stringo sul mio cuore per proteggerti dal male che vorrei poter cullare il tuo dolore, il tuo dolore. Muoia sotto un tram, più o meno tutto il mondo, esplodano le stelle, esploda tutto questo, muoia quello che è altro da noi due, almeno per un poco.